Siamo con il sindaco di Bivona, Mirko Cinà. Bivona ha avuto finanziato un'importante istituzione scolastica che è un nuovo corso, si chiama ITS. Cos'è l'ITS? Allora, la Fondazione ITS mette assieme l'Università di Palermo, l'Istituto Pirandello con altri istituti e soprattutto mette assieme moltissime importanti aziende sull'agroalimentare della Sicilia occidentale, ed è un'opportunità importante perché darà la possibilità quando partiranno i corsi a ottobre, sono partiti proprio ora le iscrizioni, darà la possibilità a tanti giovani di potersi specializzare sull'agroalimentare e li metterà accanto anche a quelle che sono le aziende importanti della Sicilia occidentale sull'agroalimentare. Quindi si mettono assieme la domanda e l'offerta occupazionale e si mette assieme anche l'innovazione e la formazione. Noi ci stiamo credendo tanto su questa prospettiva, anche perché con piacere ritorna l'università in quel territorio. Accanto a questo c'è un importante finanziamento delle start-up di impresa sul Living Lab, finanziamento delle aree interne, e quindi si creeranno le condizioni assieme a tutti gli attori che compongono la Fondazione ITS per rilanciare questo importante settore dell'agroalimentare che tante eccellenze ha in quel territorio, e soprattutto si darà l'opportunità a tanti giovani di inserirli nel mercato del lavoro, proprio mettendolo a contatto con quelle aziende che hanno bisogno di personale formato adeguatamente.